Euroregione.news. Ruggero dei Timidi e il birrificio 620 passi. La prima puntata di Product Placement, la nuova web serie comica di Ruggero dei Timidi, dedicata al mondo dell'influencer marketing, è disponibile online. L'unica domanda seria è: chi è Ruggero dei Timidi? Ruggero dei Timidi io adesso parlo, ovviamente non sono pettinato come lui, parlo da Andrea Sambucco, che dirigo un po' sia le sue performance canore che quelle video. Ruggero dei Timidi è un cantante con sonorità senza tempo, ma tematiche molto attuali, anche come dice lui molto birichine, dove al posto dei doppi sensi che ci sono a volte in certe canzoni goliardiche, lui invece va subito dritto al sodo con tematiche che adesso non andiamo a sviscerare, ma si possono trovare tranquillamente sullo YouTube e sull'internet in generale, su Spotify e tutti quei canali lì. Io ovviamente ho fatto anche canzoni molto malinconiche, quasi drammatiche, se pensiamo a Timidamente Io, dove lui viene travolto da una passione improvvisa e fugge da una battigia, o anche Torna a Udine, dove lui aspetta invano che lei ritorni da New York, ma purtroppo è una storia che non va a lieto fine. Per cui sì, è vero, alcune canzoni sono comiche, ma altre sono molto drammatiche e colpiscono l'immaginario collettivo. In questo momento stiamo in preparazione con lo spettacolo estivo, che è un musical balneare vero e proprio, col maestro Ivo e Fabi Q, che è mia moglie Fabiana Incoronata Bisceglia, che dopo la terza birra col limone si trasforma in una soubrette estiva. Siamo appunto in partenza col tour Sole, Cuore, Hangover, dal 25 di giugno a Milano, poi il 28 di giugno saremo a Torino e tornerò a Udine finalmente il 7 agosto per una serata memorabile in castello a Udine, dove finalmente potrò riabbracciare gli amici e anche i parenti che non si vergognano di venire ai miei spettacoli. Una delle ultime produzioni video, oltre a quelle mie musicali, è anche una serie a cui tengo molto, che si chiama Product Placement, perché mi sono detto: perché inserire un product placement in una serie quando puoi inserire una serie nel product placement, che è un'idea che avevo da tempo, prendere in giro sia tutto il mondo degli spot o degli influencer che fanno pubblicità ai prodotti, e ho trovato un partner per la prima puntata, un partner affine ai miei valori, come quelli del birrificio 620 passi di Gorgo di Latisana, sia perché sono una realtà artigianale come la mia con mia moglie, siamo una specie di agriturismo dello spettacolo, ma anche perché sono legati al territorio, lo stesso mio, appunto il Friuli, e soprattutto perché sono molto legate, vero, al vino, ma anche alla birra, perché pochi sanno che io abitavo di fronte a uno storico birrificio che aveva sede in Viale Venezia, ma adesso ovviamente non posso nominare, Viale Venezia Udine, e poi si è spostato in tutta Italia. C'era un testimonial con i baffoni, e io dalla mia terrazza sentivo proprio questo odore di luppolo una volta alla settimana, e che mi è rimasto dentro, un po' come Obelix quando cade nella pozione magica, la stessa cosa. Ho proprio bisogno di birra. Del birrificio 620 passi mi ha colpito innanzitutto la disponibilità a sposare un progetto così un po' fuori dagli schemi ironico, comico, e anche e soprattutto poi la loro sfida ad essere un progetto appunto partito crowdfunding, e poi si è allargato per essere condiviso a più soci. Ecco, per cui questa dimensione familiare o amichevole, e non solo una semplice motivazione di marketing che ha spinto questo, per cui mi sono sentito di sposare anche i loro valori che sono alla base, perché sono poi gli stessi miei quando vado a fare gli spettacoli, quando giro con la mia crew, che più che una crew c'è una dimensione familiare, ecco. Da grande voglio fare la pop star internazionale come Damiano dei Maneskin,
Io secondo me verso i 60-70 anni ce la potrei fare. Per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news